Grazie Giacomo. Intanto vorrei ringraziare, anche perché parlo per ultimo la mattina, spero che chi parla al pomeriggio non venga sacrificato, perché abbiamo avuto degli interventi molto interessanti la mattina e quindi sarebbe stato bene forse che riuscissimo a entrare tutti nel nostro spazio di tempo, ma questo non è possibile. D'altra parte io credo che non dobbiamo chiudere né di mattina né di pomeriggio, qui stiamo aprendo un discorso, aprendo, riaprendo, rilanciando, come volete, un discorso che deve andare avanti e crescere sempre di più. E quindi io, poiché parlo per ultimo, intanto vorrei fare una cosa che sicuramente tutti ci sentiamo di fare, cioè ringraziare la segreteria confederale che ha organizzato questa manifestazione, che mi sembra particolarmente riuscita per tante cose, a cominciare anche dalla scelta del posto, lasciatemelo dire, perché alla quale ho contribuito anch'io, non è che con un suggerimento, ma non è che mi sto vantando di questo, semplicemente credo che sia giusto che un sindacato come il nostro, che porta avanti i discorsi che noi da sempre, pur tra difficoltà e contraddizioni anche in alcuni casi, portiamo avanti, si riunisca in un posto come questo che fa parte del nostro territorio e non soltanto del territorio urbano, che è una iniziativa, è un posto dove si esprime un'iniziativa di formidabile interesse, che io conosco un pochino meglio perché ho degli amici che operano in questo posto, cioè qui c'è un consorzio di cooperative che in tanti anni di lavoro faticosamente si sono costruiti tanti posti di lavoro, che fanno produzioni sarde, produzioni biologiche, e quindi il centro di un'iniziativa che è veramente un modello da imitare, da copiare, da sostenere. E quindi è molto più importante che un convegno si faccia qui piuttosto che al Settaro Hotel, per esempio, anche se diciamo che per noi cagliaritani è sempre un pochino più comodo arrivare rispetto a chi magari è arrivato da Sassari, ma penso, o anche da più lontano, può darsi, ma penso che un po' di sacrificio l'abbiamo fatto anche volentieri per avere la possibilità di ritrovarsi tra amici e anche di conoscere un posto come questo. Credo che poi al momento del pranzo avremo modo di apprezzare anche altre cose che sicuramente sono da apprezzare. Credo oggi si sono fatti tanti discorsi e qualcuno potrebbe dire che si è messa forse troppa carne al fuoco o i discorsi sono stati anche disorganici per alcuni aspetti, ma io penso invece che questo sia una grande ricchezza della nostra organizzazione, perché abbiamo scambiato delle notizie, portato delle idee che secondo me sono suscettibili tutte, sia dai discorsi di livello politico e istituzionale, sia quelli di categoria o di singole categorie o problemi singoli, sono tutte idee, a mio parere, che trovano la loro ospitalità in questa organizzazione, in questo convegno, e che interessano moltissimo per quello che dovremmo fare. E quindi io non voglio mettermi io a fare una sintesi, non l'ha fatto il segretario né l'ha previsto, perché anche la sintesi che eventualmente si farà il pomeriggio sarà comunque provvisoria, perché non stiamo chiudendo niente, non stiamo definendo niente evidentemente. Si è parlato, ripeto, di problemi troppo importanti e potrei citare il problema del lavoro più importante di tutti, che è quello che ha citato Gianni Sarais, perché il problema più importante del lavoro
che esiste in Sardegna, a mio parere, non solo a mio parere, credo che sia quello di chi non ce l'ha il lavoro, cioè il problema dei disoccupati. Però anche il problema, e Gianni lamenta sempre, dice se ne parla troppo poco, ma io credo che anche quando si parla di problemi istituzionali, dei grandi problemi istituzionali, stiamo ponendo le premesse o cercando di mettere le premesse perché si possa risolvere anche questo grandissimo problema, terribile problema dei sardi della mancanza di lavoro, terribile e ingiusto, perché le possibilità che ha questa nostra terra sono tali che noi non solo non dovremmo avere il problema della mancanza di lavoro, noi dovremmo dare lavoro a un sacco di gente fuori dalla Sardegna. È una cosa assurda ed è colpa soltanto nostra, di noi sardi, e della classe politica che esprimiamo. Purtroppo la classe politica che esprimiamo, che è quella che ha più colpe di tutti, è la classe politica che ci meritiamo tutti assieme, perché qui sicuramente siamo ancora una piccola minoranza. Io ricordo quando militavo nel Partito Sardo d'Azione, prima che mi cacciassero via per indegnità, probabilmente me lo sono anche meritato, mi ricordo che ogni tanto si faceva questo discorso, dice dobbiamo arrivare al 51% dei sardi per poter cambiare il mondo, proclamare l'indipendenza, eccetera. Io ho cambiato idea su questo. Credo che non dobbiamo più arrivare al 51% dei sardi che la pensano in questo modo, perché a mio parere è una stupidaggine. Credo che dobbiamo arrivare al 90% dei sardi che la pensino in questo modo e che operino in questo modo di conseguenza. Ed è un risultato possibile, facilissimo da raggiungere. Basta aprire gli occhi, guardare quello che succede in Catalogna, dove ci sono due coalizioni catalaniste, non una di centrodestra, una di centrosinistra, oppure una di destra e una di sinistra, chiamatele come volete. Giustamente è stato detto anche che stanno anche perdendo significato sempre per colpa nostra, anche queste distinzioni che pure sono importanti, e a quelli che sostengono gli spagnoli ci sono anche lì, ma non tutti assieme non arrivano al 10%, poi vinca il centrodestra, vinca il centrosinistra, vinca la destra, vinca la sinistra, ma comunque comandano loro a casa nostra, a casa loro. E questo è il primo fattore di sviluppo e quindi di soluzione di tutti i problemi, inclusi i problemi dell'economia e i problemi del lavoro. E devo dire che oggi io sono un uomo di sinistra e mi iscriverò al raggruppamento sardista di sinistra anche se dovesse essere perdente. Pensate che in Catalogna il raggruppamento di destra nazionalista vince da 20 anni ininterrottamente, questo Pujol è sempre lui il presidente, magari quegli altri vincono a Barcellona, conquistano il sindaco, eccetera. Ma questo ha poca importanza, perché quantomeno lo sviluppo, il lavoro, i diritti del territorio vengono garantiti non solo da quella destra nazionalista che vince, ma anche da quella sinistra nazionalista che perde, contro o comunque facendosi valere nei confronti di un interlocutore, all'autonomia della Catalogna. La verità vera è questa, che all'autonomia della Catalogna gli manca solo il nome di indipendenza, ma è indipendenza. E questo anche nei confronti dell'Europa, e giustamente qualcuno oggi ha posto il problema del confronto con Bustiano, è un problema che sembra un problema internazionale, ma è un problema fondamentale, cioè si sta andando a determinare oggi il nuovo ordinamento costituzionale dell'Europa, perché noi facciamo parte dell'Europa, vogliamo far parte dell'Europa anche, e questo ordinamento viene determinato soltanto dai rappresentanti degli interessi forti, degli stati nazionali più o meno fasulli, non delle regioni, dei popoli senza Stato, delle nazioni.
In Italia c'è la situazione peggiore possibile, perché in Italia a discutere non solo non c'è un sardo, ma forse non ha neanche molta importanza, ma abbiamo scelto proprio il peggio nell'indifferenza generale, il peggio che potesse essere. C'è Fini, c'è Dini, c'è tutta gente di questo genere che dovrebbe portare gli interessi anche della Sardegna, ma la Sardegna quanto conta in tutta questa vicenda? Conta meno di niente. Ecco perché dobbiamo inserirci prepotentemente, a mio parere, anche per i disoccupati, Gianni, anzi prima di tutto per i disoccupati, dobbiamo inserirci prepotentemente nel discorso della Costituente e dobbiamo inserirci con una posizione nostra caratterizzata dai nazionalisti. Io, lo sapete, da anni seguo il dibattito sulla Costituente, anche ultimamente, ogni volta che scrivono qualcosa i giornali lo leggo, eccetera. Mi capita di essere d'accordo su alcuni punti, non d'accordo su altri punti, ma quando ho letto quello che ha scritto Bustiano, un post sulla Nuova Sardegna, un suo intervento sulla Nuova Sardegna, ho detto, e anche qui non sono d'accordo al 100%, massimo al 99%. Insomma, io credo che la CSS possa essere un luogo anche di progettazione, di creazione di grandi progetti che possono andare oltre il ruolo di piccolo sindacato che abbiamo svolto finora con grandi idee, piccolo sindacato con grandi idee, nel ruolo nel quale abbiamo avuto anche qualche successo, qualche significativo successo, perché quello che hanno fatto i compagni operai del Sulcis, le grandi battaglie per la tutela della salute dell'ambiente, a cominciare da Angelo Cremone, Picciotti, sono veramente cose di grandissimo valore, grandissima importanza. Si sono avuti anche dei significativi successi, anche se la situazione è sempre bruttissima lì, ma forse ancora peggiore sarebbe, sicuramente ancora peggiore sarebbe se non ci fossero state le grandi battaglie che ha portato la CSS, ma anche esempi come quello che ha portato Andrea, sono esempi di come non sempre lo schierare in campo un esercito forte, agguerrito, ben foraggiato, cosa che noi CSS non riusciremo ad avere mai, mai se lo chiediamo, perché non è questione, contraddico un pochino quello che diceva Doneddu prima, non è questione soltanto di riconoscimento attraverso delle cose che pure le leggi ci riconoscono, e la questione è un pochino più complessa, perché per esempio il 1,5 miliardi l'anno che la CGIL prende in Sardegna soltanto per il fatto che esiste in base a una legge regionale assurda, eccetera, è un significato, ha un significato di un sistema che nel suo complesso, al di là delle differenziazioni dei diversi interessi rappresentati, ma è comunque un sistema che globalmente nel suo complesso è un sistema mafioso ed è un sistema da abbattere, da distruggere possibilmente, e non avremo mai le loro armi. Noi dobbiamo usare la tattica della guerriglia. L'esempio che ha portato Andrea è un esempio di un grande successo, lui forse non se ne rende neanche conto, ma è stato un grande successo dal punto di vista sindacale, ottenuto utilizzando armi nuove, che non sono fare sciopero tutti i giorni, è una cretineria, sono armi perdenti fare sciopero tutti i giorni, le abbiamo sperimentate anche noi della CSS ai tempi dell'ARST, sono armi perdenti che si ritorcono contro i lavoratori, ci vuole fantasia, bisogna usare, io dico, la tattica della guerriglia, mordi e fuggi, bisogna inventarsi armi nuove, più potenti. Non avremo mai i giornali e le televisioni noi, ma possiamo imparare a comunicare anche con mezzi alternativi. Una idea molte volte vale più di tutto quanto. Guardate, io lo spot che hanno realizzato loro, veramente metterei qualche cosa in tasca e lo manderei in qualche televisione a costo di pagare qualcosa, forse sarebbero soldi ben investiti. Vi assicuro che non è che Oppi abbia cambiato idea di fronte
ha un'arma talmente, perché io lo conosco bene, lo so che Oppi è stato battuto da questo Davide che lo ha sfidato a fronte aperta come non hanno avuto il coraggio di fare gli altri. Ha sfidato un sistema consociativo, cioè parliamo della sanità, di un settore dove il potere delle famiglie, che qualcuno diceva, è particolarmente forte e vincolante. Beh, io credo che questa è la strada che dobbiamo seguire e che le conclusioni di questa riunione nostra debbano essere di portare avanti tutte le iniziative, dalla adesione convinta alla manifestazione di Barcellona come CSS fino alla non adesione, allo schierarci anche noi in difesa dei diritti, ma autonomamente, certo, sono d'accordo anche su questo, in difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori e quindi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, schierarci autonomamente senza disperdere le forze. Possiamo essere anche noi il 23 assieme agli altri, ma con la nostra individualità. Possiamo essere anche noi anche il 5 aprile, perché no anche gli ambulanti? Schieriamo le forze tutti assieme. Gli ambulanti devono manifestare, facciamolo tutti assieme, scegliamo un giorno per tutti, avremo più effetto, andiamoci con le nostre bandiere. Queste cose credo che dobbiamo fare. Facciamo uno spot, visto che abbiamo chi è capace di utilizzare questi mezzi di comunicazione autoprodotti. Insomma, questa organizzazione, non so se sarà una grande organizzazione prossimamente, ma sarà sicuramente una grande organizzazione come risultati, qualche cosa, cioè otterremo grandi risultati, cioè sarà una organizzazione che potrà veramente essere a servizio della crescita del nostro popolo se sapremo continuare su questa strada che oggi abbiamo intrapreso. Grazie.